Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Si chiama Accordo Comune l'operazione della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Castrovillari che ha portato all'individuazione di un'associazione finalizzata a turbare appalti pubblici, 23 le ordinanze emesse, 5 in carcere, 18 ai domiciliari, 7 funzionari del comune di Corigliano sospesi dal servizio. Ci sono il sindaco di Cortale, Francesco Scalfaro, e 6 imprenditori tra le 13 persone arrestate stamani dai carabinieri del comando provinciale di Reggio nell'ambito dell'operazione Via col Vento per presunte infiltrazioni dell''ndrangheta nei lavori per i parchi eolici in Calabria. Il Tribunale della Libertà ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare per il comandante dei Vigili di Amantea coinvolto nell'operazione Multiservizi. Parla ai nostri microfoni l'imprenditore Sergio Gaglianese, titolare di una società di servizi a Catanzaro a cui ignoti hanno incendiato l'auto. Sono amareggiato, non è la prima volta che subisco intimidazioni, ma vado avanti. Don Pino De Masi scrive una lettera al ministro Salvini per la questione migranti. Si sta creando odio razziale, la politica deve risolvere i problemi, non acuirli. Il sindacato a gamba tesa sui problemi della sanità ha proposto un tavolo tecnico per individuare soluzioni alle tante criticità evidenziate dai cittadini. Tanta cronaca in apertura di questa nuova edizione del nostro TG. Ben trovati, quindi appalti truccati. Una vera associazione a delinquere è stata smantellata dalla Guardia di Finanza nella Sibariti. Dai particolari nel nostro servizio. Avevano creato più di un cartello, una vera associazione per spartirsi qualunque lavoro pubblico con la collaborazione di diversi funzionari del comune di Corigliano Calabro. A vincere gli appalti erano sempre le stesse ditte e chi non vinceva veniva accontentato con un 5% per non fare nulla e attendere il prossimo giro. La Guardia di Finanza ha eseguito 23 arresti, colpendo buona parte dell'imprenditoria della Sibaritide e sequestrando 11 società, ma nell'operazione denominata Comune Accordo e coordinata dalla Procura di Castrovillari, per altre 10 persone è stato disposto l'obbligo della firma e 7 funzionari del comune di Corigliano sono stati sospesi dal servizio. Coinvolto anche un ex assessore del comune. Le accuse sono di associazione a delinquere finalizzata a turbare appalti pubblici e altri reati contro la pubblica amministrazione. C'erano panchine dal costo unitario di 870 euro, che sono 860 euro, che sono state pagate 3.700 euro. Questo forse la dice lunga sulle diverse metodiche che seguiamo nelle nostre pubbliche amministrazioni. Il guadagno non era solo quello di accaparrarsi gli appalti, era un sistema di lucro in debito anche attraverso le lavorazioni, perché accaparrarsi l'appalto e poi posizionare materiale scadente, fare la piazza con di centimetri inferiori rispetto a quello che era il capitolato, significa comunque, senza che nessuno controlli, nessuno vada a contestare questi dati, evidentemente comportava dei guadagni indebiti per le ditte che si aggiudicavano questi appalti. Guadagni indebiti vuol dire anche meno sicurezza per i cittadini. Guardate questa pista per non vedenti che finisce su un muro. L'indagine nasce da una lettera che l'ex sindaco di Corigliano, Giuseppe Geraci, ha inviato al prefetto di Cosenza, Gianfranco Tomao, in cui si segnalavano stranezze sull'aggiudicazione degli appalti. Il prefetto ha segnalato alla procura ciò che accadeva e la Guardia di Finanza ha poi iniziato le indagini, capendo bene cosa stesse accadendo, nonostante nelle intercettazioni si dicesse invece che i finanzieri non avrebbero capito. E così si è scoperto anche che una sola persona aveva 50 diverse imprese con le quali partecipava a tutte le gare. Benché formalmente queste aziende risultassero intestate e gestite da soggetti diversi, realmente chi ne curava gli interessi e chi materialmente andava a controllare le attività dell'azienda sul cantiere fosse una sola persona. E questo elemento era perfettamente a conoscenza anche dei pubblici funzionari, che si sono preoccupati soltanto della forma e non della sostanza, laddove l'unica premura è stata quella di verificare che
le carte fossero sostanzialmente idonee a celare questa situazione e a evitare che noi ce ne accorgessimo, ma in realtà poi ce ne siamo accorti. L''ndrangheta e il business dell'eolico, 13 persone sono state arrestate dai carabinieri di Reggio Calabria, tra cui il sindaco di Cortale. L'operazione si chiama Via Colvento per presunte infiltrazioni dei clan nei lavori dei parchi eolici in Calabria. Vediamo. Il sospetto c'era da tempo, adesso le prime certezze con i risultati di un'inchiesta della Procura di Reggio Calabria che ha consentito di scoprire che la costruzione di alcuni parchi eolici e parte della gestione di essi era affare della 'ndrangheta. Nelle province di Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone e Vibo, i clan Paviglianiti, Mancuso, Anello e Trapasso, secondo una logica di spartizione economica e geopolitica, facevano il bello e il cattivo tempo. Tutto passava da loro, grazie anche alla connivenza di amministratori e imprenditori. Stamattina il blitz che ha dato visibilità all'operazione denominata Via Colvento è condotta dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria. 13 persone sono state arrestate, tra queste il sindaco di Cortale Francesco Scalfaro, 59 anni, 6 imprenditori ed alcuni esponenti dei clan menzionati. Sigilli anche a 6 imprese, il cui valore complessivo si aggira sui 42 milioni di euro. Un ruolo centrale nell'inchiesta lo avrebbe un imprenditore, Giuseppe Evalto. Sarebbe stato capace di interloquire a nome dei clan con imprese italiane ed estere. Per esempio, alle ditte aggiudicatarie degli appalti venivano imposte per lavori in subappalto aziende locali gradite ai clan. Le accuse sono gravissime: associazione mafiosa, illecita concorrenza e danneggiamenti. I campi eolici interessati all'inchiesta sono quelli di Piani di Lopacampi in provincia di Reggio Calabria, esattamente nel comune di Sant'Antonio, quello di Amaroni nella provincia di Catanzaro e quelli che si trovano a San Biagio e Cutro nella provincia di Crotone. È stata annullata dal Tribunale della Libertà l'ordinanza di custodia cautelare e domiciliari per il comandante dei Vigili Urbani di Amantea nel Cosentino, coinvolto nell'operazione multiservizi che era scattata il 29 giugno scorso. Vediamo. Il Tribunale della Libertà di Catanzaro ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare e domiciliari per Emilio Caruso, il comandante dei Vigili Urbani di Amantea, coinvolto nell'operazione multiservizi scattata il 29 giugno scorso ed eseguita dalla Guardia di Finanza. Caruso difeso dagli avvocati Pasquale Vaccaro ed Enzo Aprile. Stessa decisione è stata assunta dal TDL nei confronti del vigile urbano Giacomo Bazzarelli. Torna in libertà anche Domenico Pileggi, ex funzionario del comune di Amantea, difeso dagli avvocati Francesco Gambardella e Teresa Guida. Il provvedimento del Tribunale del riesame è stato depositato oggi. Come si ricorderà, 6 le persone coinvolte nell'inchiesta, tra amministratori pubblici, funzionari, dipendenti e imprenditori. Le accuse riguardavano turbativa di gare pubbliche, di procedimenti di scelta dei contraenti e tentata concussione. In particolare il riferimento era a servizi di derattizzazione e disinfestazione del territorio, lavoro, servizi di assistenza e manutenzione del porto turistico, servizi di refezione scolastica e gestione dei parcheggi. Cambiamo argomento. Iniziativa della CGIL a Ciro Marina, presente il segretario nazionale Susanna Camusso, che ha sottolineato l'impegno del sindacato nel contrasto alla criminalità organizzata. Vediamo. Lotta all''ndrangheta e al lavoro nero, l'iniziativa della CGIL nazionale a Ciro Marina, il centro del Crotonese dove è nata l'inchiesta antimafia Stigia. È fondamentale partire, è stato sottolineato, dai luoghi di nascita di quelle endrine che oggi colonizzano buona parte del territorio nazionale, inquinano l'economia e distorcono il corretto funzionamento della pubblica amministrazione. Si parte dunque da questi territori per far sentire la presenza dello Stato, delle istituzioni e della società civile. Susanna Camusso, segretario nazionale della CGIL, ha sottolineato che il sindacato opera contro le mafie organizzando il lavoro. Organizzare il lavoro è già di per sé una forma di legalità, perché non a caso le mafie sfruttano tutte le forme di irregolarità del lavoro e non
portano mai in trasparenza quelli che sono i rapporti di lavoro e le condizioni di lavoro. Il secondo tema è, come sempre, la certezza, tracciabilità e legalità degli investimenti, che determina l'evitare le infiltrazioni mafiose, fino a essere concretamente a supporto della magistratura, delle indagini, laddove si individuano delle cose, piuttosto che nella costituzione di parte civile quando ci sono i processi. Un passaggio poi sugli incidenti sul lavoro, in aumento, ha detto Camusso, perché non ci sono cautele fondamentali. Se il governo, ha detto, mettesse un po' più di attenzione a questo tema, invece di prendersela con gli ultimi della terra, farebbe un servizio a questo paese. Rispondendo poi alle domande dei giornalisti sui voucher, ecco le parole della Camusso. Penso che sia una cosa indecente, non si capisce in ragione di quali motivi abbiano cambiato opinione. C'è un'evidente contraddizione tra il dire che vogliono lavorare per la stabilità del lavoro e poi introdurre nuovamente una forma di grande precarizzazione, il tutto basato su affermazioni che non sono assolutamente credibili, perché tutti i settori di cui si parla hanno tutte le flessibilità possibili dentro le certezze contrattuali. Sergio Gaglianese, l'imprenditore catanzarese a cui sono state date alle fiamme, sono state incendiate delle auto, vittima di intimidazione. Non è la prima volta, i nostri microfoni dice sono amareggiato. Vediamo. Ecco quel che rimane delle 6 auto distrutte da un incendio a Catanzaro. Il rogo è divampato in un'area parcheggio nel quartiere Gagliato. Per gli abitanti della zona è stata una notte di paura. Le fiamme sono partite da questa Peugeot 308 intestata ad una società di servizi e poi si sono propagate alle altre 5 auto. Non c'è dubbio sulla matrice dolosa del rogo. Il proprietario dell'auto presa di mira è l'imprenditore Sergio Gaglianese e non è la prima volta che subisce un'intimidazione del genere. La mia società è già la terza volta che subisce questi attentati, regolarmente denunciati con altri fatti delittuosi. Però purtroppo ad oggi, dopo tanti anni, perché giusto sottolineare, io fui nominato amministratore giudiziario nell'agosto del 2011 e da lì, già la prima volta che ho messo piede a questo villaggio eucaliptus, da lì sono nate le grane, insomma, dalle minacce di morte alle tentate aggressioni anche davanti alle forze dell'ordine, quindi denunce, decine di denunce che ancora sono in corso, ci sono dei processi in corso. Tanto sconforto, dice ai nostri microfoni l'imprenditore, ma aggiunge: non mi arrenderò. Non è possibile che chi svolge il suo lavoro in questa Calabria sia vessato continuamente così, quindi non lo so. Il primo pensiero era di abbandonare tutto e di andare via, perché questa è una terra maledetta. Devo dirla, benedetta e maledetta, va. Mi auguro questa volta che abbia un attimino un po' di sostegno in più, se no poi, non lo so, prenderò delle decisioni, andiamo avanti. Il dibattito, la questione migranti. Don Pino De Masi invia una lettera al ministro Salvini e denuncia episodi di razzismo, poi aggiunge: la politica deve risolvere i problemi. Vediamo. Il ciclone Matteo Salvini produce ancora i suoi effetti nel territorio della Piana. Dopo il passaggio a Palmi per la consegna di un bene confiscato all''Ndrangheta e poi alla tendopoli di San Ferdinando, Don Pino De Masi, parroco a Polistena e vicario vescovile presso la diocesi di Oppido Palmi e referente di Libera della Piana di Gioia Tauro, ha trovato lo spunto per scrivere una lettera aperta dove dà il benvenuto al ministro dell'Interno, ma allo stesso tempo lo bacchetta sulla questione immigrati. La situazione che si è venuta a creare in Italia sta solo portando lacerazioni e odio razziale, per cui bisogna distinguere. Io citavo nella lettera che Don Milani, la politica serve a risolvere i problemi insieme, ecco, e allora non può non partire che dal tutelare la dignità delle persone. Migrare non è un reato, loro hanno diritto di migrare e noi abbiamo il dovere di accoglierli. Certo, la politica deve necessariamente affrontare il problema, quindi è un problema che va affrontato in tutta Europa, ma non dall'Europa delle banche né dall'Europa degli odi razziali, ma dall'Europa dei popoli, che parla l'unica lingua della condivisione e della corresponsabilità. Tante altre notizie nelle nostre brevi di cronaca.
2 piantagioni di marijuana scoperte dalla Guardia di Finanza nel Regino e nel Vibonese. A Roccaforte del Greco i finanzieri hanno individuato una piantagione di cannabis del tipo Shunk in un terreno semi-nascosto da un fitto roveto. Il quantitativo di marijuana sequestrato, dal quale si sarebbero potuti ricavare più di 1500 kg di sostanza stupefacente, una volta immesso sul mercato avrebbe consentito un ricavo pari ad oltre 10 milioni di euro. Nel Vibonese, a Fabrizia, gli uomini della stazione navale della Guardia di Finanza hanno trovato 130 piante di cannabis indica per un peso complessivo di 75 kg. Si svolgeranno sabato 14 luglio all'Imbadi i funerali di Matteo Vinci. Il 42enne è morto lo scorso 9 aprile per l'esplosione di un'autobomba collocata sotto la sua autovettura e nella quale rimase ferito il padre Francesco, di 73 anni. Lo annuncia l'avvocato Giuseppe De Pace, legale della famiglia Vinci Scarpulla. Catturato in Toscana, il figlio del boss tiradritto Giovanni Morabito era latitante dal 22 maggio scorso, è stato fermato in provincia di Pisa e i poliziotti ha presentato documenti falsi, adesso dovrà scontare 5 anni. Il GUP di Vibo Valentia ha rinviato a giudizio 7 persone, fra cui diversi dirigenti ANAS, imputati per 2 incidenti avvenuti nella stessa galleria nel tratto vibonese della A2 e in cui persero la vita 5 persone. Nel primo incidente, nel novembre del 2015, ha perso la vita un 19enne di Cinquefrondi. Nel secondo, la notte del 1 marzo del 2016, morirono 4 giovani, tutti di Gioia Tauro. Gli indagati dovranno comparire davanti al Tribunale Monocratico di Vibo Valentia il prossimo 11 ottobre. Resta ancora interdetto al traffico il viadotto Moccone, ci sono disagi importanti per gli automobilisti che decidono di andare in Sila. Vediamo. La Sila, bella e irraggiungibile, lo sanno gli automobilisti, soprattutto quelli che si mettono in viaggio nel weekend, lo sanno gli operatori turistici e i commercianti che anche quest'anno, almeno finora, hanno visto diminuire il flusso di auto. Giugno di passione con il Cannavino percorribile a senso unico alternato, i lavori fermi, ora ripresi e in via di completamento. Per la rimozione dei semafori sarebbe questione di ore, almeno queste le rassicurazioni dell'ANAS, ma c'è un altro punto dolente nel percorso verso Camigliatello ed è il viadotto Moccone, interessato da lavori di manutenzione straordinaria, chiuso il 28 maggio scorso e nei piani dell'ANAS avrebbe dovuto riaprire quasi un mese dopo, il 24 giugno. Oggi siamo quasi a metà luglio e, come vedete dalle immagini girate questa mattina dal nostro operatore Michele Cava, il tratto è ancora interdetto al traffico e le auto vengono deviate su un percorso alternativo. La viabilità è fondamentale per lo sviluppo di un territorio. Com'è possibile, si chiedono residenti e operatori economici, che strade di collegamento così importanti restino chiuse a luglio inoltrato? Il risultato, almeno finora, è nel calo delle presenze di auto, se ne vedono davvero poche. L'estate è all'inizio e si teme di ripetere la stagione magra dello scorso anno con il Cannavino chiuso. Chi pagherà i danni provocati a un territorio la cui economia è prevalentemente turistica? A farne le spese sono le aziende che hanno investito in un luogo che potrebbe essere volano dell'intera provincia e che invece è frenato, paralizzato, penalizzato da una viabilità che puntuale ogni estate crea problemi. La sanità adesso, perché se ne è parlato in un convegno a Catanzaro voluto dal sindacato, dalla CISL, che ha proposto l'istituzione di un tavolo per risolvere le vertenze aperte. Vediamo. Mentre la Federazione delle Aziende Sanitarie Pubbliche lancia l'allarme che nei prossimi 5 anni ci sarà un SOS medici con una carenza di 11.800 unità, a Catanzaro si è discusso di sanità, per fare il punto sul delicato tema, partendo dall'analisi delle principali criticità e l'indicazione di quelle che a giudizio della CISL possono essere le soluzioni più idonee per garantire realmente il diritto alla salute dei cittadini calabresi. Purtroppo in questi anni non si è prodotto nulla o quasi nulla in termini di rilancio del sistema sanitario regionale, si è puntato quasi esclusivamente a ridurre i costi, ma questo ha comportato
sacrifici enormi per i cittadini e la comunità calabrese, tanta immigrazione sanitaria, oltre 300 milioni all'anno, una medicina territoriale pressoché inesistente, liste di attesa infinite, quindi una situazione che secondo noi va ripresa decisamente. La salute prima di tutto, analisi e proposte, questo è il tema del convegno, dove si è ribadita la necessità di istituire un tavolo tecnico operativo per la definizione di un vero e funzionale piano di riorganizzazione del sistema sanitario regionale. Ricorrono i 40 anni di sanità pubblica nel 2018 ed era una sanità nell'intendimento del legislatore dell'epoca fondata sul principio dell'universalità e dell'uguaglianza. Per cui siamo qua per dire che a 40 anni probabilmente questo sistema fondato sull'universalità e sull'uguaglianza non ha funzionato come anche la CIS dell'epoca voleva funzionasse. Solo attraverso il dialogo fra i vari livelli istituzionali è possibile avviare un percorso condiviso in grado di superare l'attuale difficile fase. Dall'indice di performance sanitaria del sistema sanitario regionale, Demoscopica ha in qualche modo misurato e valutato i sistemi sanitari regionali italiani. Per quanto riguarda la Calabria, più ombre che luci. Ombre perché la Calabria si conferma tra le regioni più malate d'Italia. Ombre perché registra ancora mediamente circa 60.000 ricoveri fuori, di calabresi fuori dai confini regionali, ma luci per esempio perché per la prima volta negli ultimi 2 anni lascia l'ultima posizione del sistema di ranking messo in campo a Demoscopica e lo cede per fortuna da questo punto di vista a Molise e a Sicilia. Nel Vibonese adesso per la valorizzazione della chiesetta di Piedigrotta, vediamo. È ripartito il censimento dei luoghi del cuore organizzato come sempre dal FAI per offrire una grande opportunità di dare voce alle richieste e ai desideri degli italiani e tra i luoghi del cuore che si possono votare quest'anno c'è anche la chiesetta di Piedigrotta di Pizzo. L'annuncio è stato fatto nel corso di una conferenza stampa svoltasi presso il Castello Miurà alla presenza dell'assessore comunale alla cultura Cristina Mazzei, dei responsabili della cooperativa Kairos che hanno promosso l'iniziativa e la delegazione FAI di Vibo Valentia. È stata davvero un'ottima idea, si è sottolineato durante la conferenza stampa, inserire la chiesetta di Piedigrotta, che è certamente uno dei luoghi più suggestivi, amati e visitati di tutta la Calabria, ed è un bene che ha bisogno di cure e di lavori di salvaguardia. Potrà essere così una buona occasione per portare la chiesetta di Piedigrotta all'attenzione nazionale. Come delegazione siamo veramente felici e contenti. Questo comitato creato dalla cooperativa Kairos ha scelto come luogo del cuore la chiesetta di Piedigrotta. E quale miglior luogo, devo dire, bellissimo, veramente un luogo del cuore, sia sotto l'aspetto culturale sia sotto l'aspetto religioso. Kairos ha scelto la chiesetta di Piedigrotta per inserirla nei luoghi del cuore FAI. Sorge spontanea la risposta, quale posto migliore? Sposa proprio in pieno il progetto dei luoghi del cuore, sia per significato che per lo stato di degrado anche che purtroppo c'è all'interno della struttura. Questo dobbiamo dirlo, non dobbiamo nasconderlo. I luoghi del cuore è un'iniziativa davvero importante. Non è la prima iniziativa che facciamo con il FAI, quindi ne andiamo orgogliosi di collaborare. Attenzioniamo questo posto con questa raccolta firme che avverrà sia cartacea che online, ma in particolar modo vogliamo dare quel senso di comunità che già la chiesa di Piedigrotta ha su Pizzo, espanderlo un po' in tutta la provincia o addirittura in tutta la regione Calabria. E se ci riusciamo anche un progetto più ambizioso, fuori regione Calabria. Nonostante tutti questi visitatori vengono dalle tutte parti del mondo, quindi cerchiamo un po' di coinvolgere un po' tutti rendendoli partecipi a questa raccolta firme. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Si consolida l'anticiclone sul nostro territorio. L'innesco di correnti calde provenienti dall'entroterra algerino favoriranno un aumento delle temperature a partire da venerdì e per tutto il fine settimana. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani cielo sereno ovunque, poche nuvole durante le ore centrali della giornata, solo sui principali rilievi. Temperatura in graduale aumento. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani venti deboli da maestrale sul Tirreno con mare poco mosso, deboli di quadranti orientali sullo Ionio con mare poco mosso il settore crotonese, calmo o quasi calmo altrove. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria.
Per oggi è tutto, grazie, arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per essere stati con noi, grazie a regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.